Io penso che la cosa più importante da sottolineare sia un grande incrocio tra le istituzioni, le associazioni e chi ha fatto succedere queste cose, perché questo è un grande esempio per tutta Italia di come si può fare un cambio di paradigma, appunto, per andare ad incontrare la domanda delle imprese, cioè di avere persone preparate anche dal punto di vista tecnologico, subito pronte nel mercato e che soprattutto siano giovani. È sostanzialmente fondamentale a formare dei ragazzi giovani che siano pronti, soprattutto della giovane età, ad entrare nel mondo del lavoro, con una tutela importante che è dettata dal nostro CCNL edile, da una forma di rappresentanza, per esempio ANCE, Confindustria, molto forte all'interno, soprattutto del dialogo con il governo, per andare a costruire quella che sarà l'Italia del futuro, e questo ne è il primo grande esempio.